Invece passeremo non appena saranno finite le foto di rito, come è giusto che sia, alla 32 km che partiva da Colle Valdezza, e le ragazze non possono che essere premiate che dal sindaco di Colle Valdezza, Paolo Brogioni, che se l'è corsa tutta. Al terzo posto per l'Euroatletica 2002 Marisa Del Zovo, dal Zovo. Eccola qua Marisa, che si è classificata terza alla partenza da Colle Valdezza. Paolo, quanto ci hai messo te? 2,42, quindi è arrivata poco dopo di te Marisa. Al secondo posto per la polisportiva diretta fisica San Raffaele Elisa Pettini, che invece è arrivata poco prima di Paolo. E la vittoria con 6 minuti di vantaggio della prima edizione delle Terre di Siena Ultramarathon, partenza da Colle Valdezza, 32 km, Run for Fun, Cristina Maria Imbucatura. Bravissima! I complimenti per lei per questa vittoria nel tempo di 2 ore 34 e 35. Un bel applauso per le ragazze. Passiamo alla gara maschile che verrà premiata dal vicepresidente dell'Acquedotto del Fiora, Bianca Maria Rossi, che premierà la gara maschile partita da Colle Valdezza. Al terzo posto 2 ore 14 e 28, Circolo Ricreativo Cittanova, Andrea Bettelli. Un bel applauso per Andrea, protagonista di una lotta fino all'ultimo metro insieme al secondo e al quarto classificato. Al secondo posto Club M Paolo Mazzanti.